Sì, diciamo che abbiamo risposto come dovevamo, abbiamo perso con Bacci una partita che si è complicata per la mancanza di due giocatori, abbiamo giocato in 7, 7 contro 8 era difficile, hanno fatto la loro partita e abbiamo subito questa battuta d'arresto. Oggi abbiamo risposto come dovevamo, si è messa subito male, la partita subito 1-0, Siggia si è presentata qua in 8, però gran bella squadra, hanno fatto cioè, una gran bella impressione perché hanno tenuto botta tutta la partita, quindi complimenti a loro. Beh, intanto faccio un plauso a Checco, perché noi stiamo facendo un girone di ritorno incredibile, abbiamo fatto 14 risultati utili attaccati e loro invece di allungare il divario con loro si è accorciato, quindi loro stanno facendo bene, bene, bene. È difficile scappare quando c'è una squadra così agguerrita alle spalle. E io penso che alle semifinali è sempre un terno al lotto, perché comunque magari hai condotto un girone di ritorno da protagonista e ti ritrovi a giocare con una squadra che magari ha fatto quinta e in una partita secca può succedere tutto, quindi non ho particolari timori perché mi fanno paura tutte, cioè, in realtà nella partita secca. Non è che abbia fatto molto, ha battuto due calci di punizione e ha fatto due gol. Ci ha detto bene, siamo stati fortunati. No, a parte gli scherzi, Fabrizio ha fatto un campionato strepitoso, non so, ha fatto 14 o 15 gol giocando da centrocampista centrale. Ogni calcio di punizione è un gol, quindi veramente un Nolano in grande spolvero. Niente poltrona, perché ogni volta che ci mettiamo in poltrona, per noi la poltrona risulta scomoda, perché come ci classiamo un po' prendiamo le zuppe, quindi stiamo sempre sul pezzo e andiamo a giocare col Nestro come se giocassimo col Checco, come se giocassimo col Golbet, con lo stesso spirito. E sperando che Checco Pisana esca un risultato anche un X, insomma. Andrea Testa, mettiti una mano sulla coscienza e fai uscire un bel pareggiotto. Complimenti allora.